Nei giorni scorsi, presso la Villa Comunale di Portogruaro, la cittadinanza ha potuto incontrare per la prima volta alcuni componenti di Veneto Stato, giovane movimento politico nato nel 2010 che ha come obiettivo il raggiungimento dell'indipendenza del Veneto attraverso metodi democratici e pacifici. Francesco Minetto, coordinatore di Veneto Stato per il portogruarese ed il saldonatese, nell'introduzione ha spiegato che questo obiettivo sarà raggiunto attraverso l'indizione di un referendum nella nostra attuale regione, con il quale si chiederà ai veneti se sono favorevoli o meno all'autodeterminazione. L'Italia, ha poi proseguito Carlo Trevisan, imprenditore ed attivista di Veneto Stato, non ci piace perché non è giusto che il Veneto, dopo aver versato miliardi di euro in tasse a Roma, non veda tornare indietro ben 20-23 miliardi di euro di queste tasse versate. Alle prossime elezioni politiche Veneto Stato non si presenterà agli elettori perché, ha concluso Trevisan, non vogliamo occupare posti comodi a Roma, come ha fatto qualcun altro. Ci siamo resi conto che non è possibile sederci attorno ad un tavolo e discutere di indipendenza con lo Stato italiano, se non con una pistola in mano. Roma non ci vuole mollare. È stata poi la volta del fondatore di Veneto Stato, l'avvocato Morosin, noto anche per essere stato l'avvocato difensore dei Serenissimi, quel gruppo di veneti che nel nome della Repubblica di Venezia, la notte fra l'8 e il 9 maggio 1997, occuparono Piazza San Marco e il campanile di San Marco a Venezia, issando sulla cella campanaria la bandiera del leone. Morosin ha ricordato ai presenti che il diritto all'autodeterminazione del popolo veneto trova fondamento anche, ma non solo, nella risoluzione 42 presentata dagli stesso quando è stato consigliere regionale dell'allora Liga Veneta e fatta approvare in Consiglio regionale Veneto il 22 aprile 1998. Ma sentiamo questo significativo passo del suo intervento. Nel 98 io ero consigliere regionale della Liga Veneta, eravamo una minoranza, 8 consiglieri su 60. Avevamo presentato 6 mesi prima una risoluzione che aveva per oggetto il diritto all'autodeterminazione del popolo veneto. Sembrava una cosa esagerata, sembrava una cosa impresentabile. Fatto si è che quella risoluzione, spiegata adeguatamente, questo è uno dei motivi che mi interessa porre alla vostra attenzione, portata alla giusta conoscenza di chi doveva discuterla e deliberarne sul suo contenuto, è stata alla fine da una minoranza, 8 su 60, approvata. E non erano del mio partito questi, erano di partiti che avevano un radicamento esclusivamente italiano. Però i consiglieri erano veneti. E allora io ho fatto un ragionamento, perché quella risoluzione che ha fatto scalpore il 22 o 24 di aprile 98, quando è stata approvata quella risoluzione, a Roma hanno interrotto i lavori parlamentari, perché hanno detto il Veneto sta chiedendo, hanno interrotto i lavori d'aula. Il Presidente ha dovuto bloccare i lavori dell'Assemblea perché, mi pare un deputato della sinistra aveva detto, in Veneto hanno approvato un documento che vuol dire che non vogliono più stare in Italia. L'avvocato Morosin ha poi spiegato perché la via referendaria per l'indipendenza sia possibile anche in Veneto, nonostante la Costituzione italiana all'articolo 5 reciti che l'Italia è una e indivisibile. Per spiegarcelo ha preso come esempio il recente caso del Kosovo, che ha proclamato la propria indipendenza in maniera unilaterale dalla Serbia. Allora, per farvi un esempio, che si può partire dalla storia e dall'attualità, parto dall'attualità perché è più facile. Oltre all'Italia, oltre al Presidente della Repubblica Italiana, che parla di Italia una e indivisibile, l'anno scorso
c'è stato anche un altro presidente di uno Stato a noi vicino, la Serbia, che ha parlato di Serbia unita e indivisibile, guardate che le parole sono identiche, con riguardo a una loro piccola regione o provincia, la differenza etimologica, la qualificazione non cambia, comunque una parte del loro territorio, che loro ritengono loro, che è il Kosovo. Il Kosovo 3 anni fa ha dichiarato unilateralmente il suo diritto all'autodeterminazione in forza della Carta delle Nazioni Unite e ha detto: io voglio essere uno Stato indipendente. Notate che il Kosovo è più piccolo, sarà poco più di Pordenone e San Donà, per dire, cioè saranno 500.000 abitanti, metà provincia di Venezia, ecco, dai, diciamo così. Ha dichiarato di voler diventare uno Stato indipendente e sovrano a larga maggioranza degli abitanti di Kosovo, e il presidente della Serbia ha detto assolutamente no, non se ne parla. Ma state scherzando? Dice, la Serbia è unita e indivisibile, compreso il Kosovo. Però il problema non è così semplice, per la Serbia non è finito qua, perché il Kosovo cosa ha fatto? Quello che dovremmo fare noi: ha chiesto alle Nazioni Unite, ha chiesto all'arbitro che sta sopra al diritto dei singoli stati. Le Nazioni Unite hanno nominato, hanno dato incarico alla Corte internazionale di giustizia, la quale alla fine ha pronunciato una sentenza nel luglio dell'anno scorso, la prima sentenza, ecco perché il fatto è attualissimo, poco conosciuta, quasi niente, breve 4 righe sul giornale, io sono andato a prenderla perché mi interessa, perché è una cosa che mi sta a cuore. Qualcuno di voi clicca su Google, scrive Corte internazionale di giustizia, non sbagliate, Corte penale internazionale, non c'entrano niente, Corte internazionale di giustizia, che è una cosa diversa, che fa capo al nome. E l'anno scorso, con una sentenza che si è conclusa, in che modo? Riconoscendo che è conforme al diritto internazionale, che è una realtà territoriale, che ha una sua identità, una sua storia, e soprattutto l'ha deliberato, che si costituisca nazione e Stato indipendente. Ora, la questione non è definitiva, ma c'è una sentenza della Corte internazionale di giustizia. Allora, questo non è definitivo neanche dal punto di vista degli esperti, perché c'è anche chi sostiene il contrario, ovviamente, ma nel mondo del diritto, quando già ci sono due tesi contrapposte, che entrambe sono legittimamente meritevoli di studio e di approfondimento, già si è affermato che quel diritto, quella opzione è possibile. E quindi capite che non si parla di cose impraticabili. Noi parliamo di indipendenza, quindi secondo il diritto, e quindi vengo nuovamente a sottolineare questo passaggio qua. Parliamo di un diritto precostituzionale, un diritto quindi che è scritto nella Carta delle Nazioni Unite. Non è necessario essere contro l'Italia, ma siamo al di fuori dell'Italia, invocando quello che è il diritto delle genti, che è il diritto dei popoli alla propria autodeterminazione, e che è scritto nella Carta delle Nazioni. Quindi invochiamo un diritto superiore, non ci interessa nulla contrastare il ragionamento sull'Italia una e indivisibile dell'articolo 5, ci interessa proporre un pensiero che è un pensiero di legalità, che è difendibile al di fuori dello schema dell'ordinamento italiano. Questo è il punto, e quindi è il punto anche difficile, ma è il punto sul quale i nostri contraddittori non hanno obiezioni temibili. Questo è il punto. Non hanno obiezioni temibili. Ecco perché noi ci teniamo moltissimo, ed ho finito, a prospettare la nostra azione politica in termini di legalità, e la legalità secondo il diritto internazionale. Basta che lo vogliamo, diceva prima Mattia Giolo, bisogna volerlo, bisogna che abbiamo noi la consapevolezza che questo percorso è possibile.